Sì, io ho dato la mia disponibilità, ieri sera abbiamo completato tutto l'aspetto burocratico con il nostro coordinatore Zwin e ho dato la mia disponibilità indipendentemente poi dalle liste e quant'altro, perché io faccio il sindaco e ho il mio lavoro. Sindaco da pochi mesi di Cessalto, Emanuele Crosato sarà uno degli uomini di punta di Forza Italia nella Marca e nel Veneto. Il doppio ruolo da parlamentare e primo cittadino di un comune sotto i 4.000 abitanti è di fatto compatibile. La posizione, rivela il diretto interessato, potrebbe essere utile, ma l'ultima parola spetta al vertice nazionale, ovvero Silvio Berlusconi. Diciamo che dal punto di vista regionale la mia sarà una delle posizioni di vertice, però poi sarà il nazionale a decidere. Chiaramente poi i giochi si fanno in tre. A Roma nelle scorse ore il vertice tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, questa l'ipotetica roadmap. Credo che in fine settimana avremo qualche indicazione maggiore e poi domenica pomeriggio avremo il ritorno delle schede da Roma per poi fare il deposito lunedì mattina. Quindi lunedì credo avremo già il quadro completo. Mentre il centrodestra lima le liste, il terzo polo si presenta a Roma con parole di fuoco. Per noi questa legislatura è uno spartiacque, è la tragica fine della Seconda Repubblica degenerata in bipopulismi. Tra i temi veneti resta sempre quello dell'autonomia con più Europa che vuole marcare la differenza. Noi siamo un partito che crede fortemente negli Stati Uniti d'Europa, quindi più federalisti di noi non so chi ci sia, però l'autonomia in salsa vendita delle 23 competenze è uno slogan che ormai è stato dimostrato e dimostrato come siano stati presi in giro gli elettori nel 2017 con un referendum farlocco.